I numeri sono da brivido in Calabria, 8 scuole su 10 non sono sicure, la denuncia è del Codacons, l'associazione di consumatori che ha lanciato una iniziativa. Da oggi pomeriggio sul sito è stato pubblicato un modulo attraverso il quale i genitori possono diffidare i presidi, gli enti locali, le istituzioni competenti a mettere in sicurezza le scuole frequentate dai loro figli, riservandosi azioni legali qualora non siano adottate le necessarie misure per garantire la sicurezza degli studenti. In base agli ultimi dati disponibili, più dell'80% delle scuole ubicate in Calabria, afferma il vicepresidente dell'associazione Francesco Di Lieto, non dispone del certificato antisisma. Il certificato di agibilità manca nel 93% delle strutture, mentre il 91% delle scuole non dispone del certificato di collaudo statico. Infine, il 65% degli edifici scolastici ha tra i 40 e i 50 anni e richiede interventi urgenti di manutenzione. Il Codacons chiede ai capi d'istituto l'assunzione di responsabilità.